Siamo qui con Giuseppe Cruciani. Giuseppe, allora come nasce l'idea di portare la Zanzara in tour e soprattutto poi scegliere una sede che per te, diciamo, è particolare come quella di Napoli? Ma guarda, la Zanzara on Tour nasce da un'idea di Paolo Ruffini nostra, dopo il mio tour teatrale, quello diciamo che ho fatto da solo. A un certo punto abbiamo pensato che fosse il caso un po' di portare la Zanzara, programma che conduco, che ha diciamo un discreto successo, di portarlo in teatro. Poi teatro, in questo caso il Pala Partenope, poi c'è stato il Forum, diciamo di portare alcuni personaggi e noi a contatto col pubblico, per cui nasce da un'idea che non è certo quella di fare soldi, ma quella di un po' di cambiare un po' di offrire un prodotto diverso, ecco, offrire un prodotto diverso. Napoli, perché al sud comunque è una città molto importante, perché comunque un sacco di gente che ci ascolta dal sud ci può venire a vedere dal vivo, ma andiamo anche a Bari, per cui abbiamo scelto per la prima volta 2 date al Meridione, Napoli e Bari, ma non c'è un intento, cioè non è che ho pensato di venire a Napoli così per fare casino, semplicemente perché ci sono anche moltissimi ascoltatori campani, tanta gente che viene dal sud a Napoli, per cui questo è diciamo, il motivo per cui si è scelto Napoli. Ecco, come stai reagendo insomma, a queste proteste anche su TikTok? Si era preannunciato insomma, una sorta di manifestazione al Pala Partenope, e soprattutto cosa vuoi rispondere a chi dice che una parte del tuo reddito è anche un po' dovuto ai napoletani? Questa è una stupidaggine colossale. Io sulle questioni che riguardano Napoli dedico 1 centesimo del mio tempo alla radio, per cui se non ci fosse Napoli a lungo non ho parlato di cose napoletane o di cose che riguardano avvenimenti che riguardano la città di Napoli. Le proteste sono legittime, mi fanno anche piacere perché significa che si smuove qualche cosa, che smuovo qualche cosa, no? Anche nel cervello o forse nelle viscere di qualcuno. Poi ovviamente le accuse che mi fanno sono ridicole, in qualche caso anche patetiche, oltre che incomprensibili per certi versi, per cui tacciarmi di antimeridionalismo è una cosa senza senso, chiaramente. Però ognuno può fare quello che vuole, decidono di fare una manifestazione, facessero una manifestazione. Ecco, vi ricordo nel 2018, insomma, ti ricordi il caso Juve-Napoli, quella cosa che è successa, no? Insomma, quella tua visione, insomma, questa tua critica nei confronti del piagnisteo napoletano sfociò anche poi in determinati, possiamo dire, insulti e quanto altro. E ricordo sempre in quell'anno, 2018, De Magistris istituì lo sportello per chi diffamava Napoli. Tu sei mai stato diffamato? Sei mai stato chiamato da questo sportello altro? No, non sono stato chiamato perché quello sportello era un'iniziativa senza senso, che infatti non credo che questo sindaco l'abbia continuato, l'abbia continuata questa iniziativa. Io non ho mai insultato nessuno, casomai al contrario insultano me di continuo, io ho semplicemente ironizzato su qualche cosa e ho detto che quello scudetto del Napoli non era stato perso in albergo come si diceva allora, ma era stato perso sul campo. Ho criticato alcune iniziative prese da alcuni signori che pensavano di denunciare la Juventus non so in che sede, altra cosa che sostengo ancora sia stata senza senso, ma sono cose passate. Ho sempre criticato il vittimismo napoletano e i fatti mi hanno dato ragione, perché improvvisamente il Napoli ha ricominciato a vincere, per cui si vince quando si fanno le cose bene. Non è che non si vince per colpa degli arbitri o del potere del nord. Tra l'altro, Peppe, nella tua trasmissione La Zanzara, diciamo che anche la parte finale, la chiusura della trasmissione è dedicata a un napoletano come Totò, tu dici italiani, e l'hai presa la frase da un film celebre detto Gli onorevoli di Totò. Assolutamente, il finale è ispirato a Totò. Ma non c'è nessun tipo di... Poi io posso ospitare persone che dicono delle cose terribili magari sul sud, su Napoli o sul Meridione o su altre città ancora. Io stesso sono stato in conflitto con qualcuno, per esempio a Foggia, quando ho detto o a Catanzaro addirittura, quando ho detto che era una città terribile, agghiacciante dal punto di vista estetico. Ma sono piccole cose che non possono suscitare questo tipo di mobilitazione di alcuni siti
perché poi sono alcuni siti, perché la gente di Napoli è una cosa, i siti web e questi personaggi che hanno indetto la manifestazione sono un'altra, cioè non è che rappresentano Napoli. Napoli per fortuna è fatta di tante realtà e di tante persone che se ne fottono di uno spettacolo. Senti, che idea ti sei fatto del tatuaggio di Spalletti e il suo arrivo poi alla Juventus? Secondo me uno non si dovrebbe fare tatuare delle cose che poi restano e che magari in alcuni ambienti possono essere fastidiosi da sopportare, però poi ognuno fa quello che vuole, cioè non credo che abbia mai detto che non avrebbe allenato un'altra, credo che sia stata mal interpretata questa cosa qua, non ha detto che non avrebbe allenato un'altra squadra di calcio, un'altra squadra di club quando andò in nazionale o quando andò via da Napoli, è libero di fare le sue scelte professionali. Io sono sempre molto scettico sulle dichiarazioni di fede assoluta o sul fatto che una persona si promette per l'eternità una squadra, sia esso un giocatore o un allenatore, per cui mi hanno sempre fatto ridere, mi hanno sempre un po' fatto pensare che siano delle cose per attirare, come dire, la simpatia della gente, ma poi in realtà di fronte poi alla professione, al lavoro, tramontano subito. Ma tu sei d'accordo col fatto che il Comune di Napoli ha dato la cittadinanza onoraria sia a Spalletti, a Mertens e poi chiaramente a Maradona, ma tu un discorso sì, in generale, tu sei favorevole a dare una cittadinanza onoraria ad un allenatore o ad un calciatore? A me non me ne frega nulla delle cittadinanze onorarie, penso che siano inutili, però detto questo, una città rende tributo a protagonisti della sua storia, in questo caso della sua storia calcistica. Penso che non ci sia nulla di male dare la cittadinanza onoraria a Spalletti, posto che la cosa non ha nessun tipo di, come dire, di onere per lo Stato, no? È semplicemente un titolo che viene dato a un grande protagonista della storia, in questo caso della storia sportiva di Napoli, come è stato sicuramente Maradona, come è stato Spalletti, perché ha riportato lo scudetto a Napoli dopo tanti anni. No, nulla di male. Non sono appassionato di cittadinanza onoraria. Ecco. Senti, e invece per quanto riguarda De Laurentiis, l'anno del terzo scudetto tu andasti in onda con la maglietta del Napoli dicendo che te l'aveva regalato il presidente. Ci vuoi raccontare questo aneddoto? Cosa ti disse? Se magari ti ascolta per radio. Io ho un rapporto molto franco, anche molto diretto col presidente De Laurentiis. Mi ricordo che quando andavo da Costanzo ogni tanto, quando ero fisso da Costanzo, facevo una rubrica da Costanzo, ogni tanto ci siamo sentiti perché comunque Costanzo era stato uno dei suoi punti di riferimento dal punto di vista, cioè quando Costanzo rimase senza lavoro lui cercò di farlo lavorare, poi non si concluse la vicenda Costanzo tanti anni fa. Ho un ottimo rapporto con la società sportiva Calcio Napoli a livello di appunto di presidente, il capo delle relazioni esterne, per cui ogni tanto mi hanno fatto omaggio di una maglietta del Napoli come fanno con altre persone che lavorano nel mondo dei media. Cioè, tra l'altro io vado sempre in vacanza vicino Di Maro a Madonna di Campiglio, per cui spesso c'è sempre un incrocio, anche quest'anno per 2 o 3 giorni mi sono incrociato col Napoli in quelle zone. Non ti nascondo che ho un rapporto diretto con la società e credo che sia e ho ammirato, ho osservato da vicino il modo in cui è stato gestito il Napoli, che ho sempre elogiato in tutti i modi. Cioè, il Napoli è stato amministrato benissimo da De Laurentiis, che ha ottenuto grandi risultati, 2 scudetti negli ultimi 3 anni, inutile che ve li dico, e spesso ho criticato quando veniva attaccato senza ragione da gruppi di tifosi del Napoli. De Laurentiis merita non la cittadinanza onoraria, merita una specie di monumento per i tifosi del Napoli, cioè è stato l'uomo della rinascita del Napoli sotto tutti i punti di vista. Senti, non so se seguite la questione del Maradona, lo stadio, il restyling è un po' un problema, diciamo, di tutta l'Italia, no? Per quanto riguarda gli stadi. De Laurentiis ha fatto benissimo a dire quelle cose sul Maradona, ha detto un semicesso, poi anche un cesso ha detto in realtà nel discorso. Credo che la situazione sia quella che descrive lui. È impossibile oggi avere a che fare, trattare con un comune e cercare di fare business su uno stadio, fa benissimo a cercare soluzioni alternative. Per me, a mio parere, il comune dovrebbe vendere il San Paolo al Napoli, forse darglielo anche a titolo gratuito quasi. Cioè, Napoli è fondamentale per Napoli e invece mi sembra che in tutti questi anni ci sono stati più ostacoli che altro alla gestione, diciamo, sulla gestione del Maradona. Per cui io spero che riesca a costruire un suo stadio e poi
Poi certo sarà un problema per il comune di Napoli. Senti, Maradona, tu sei un uomo appassionato di calcio, Sì. Cosa ha rappresentato per te da Ma calciatore guarda, e soprattutto poi se hai avuto poi modo di chiarire anche con ognuno per delle dichiarazioni che tu non avevi mai fatto? no, guarda, io sì, ho litigato una volta in televisione e anche alla radio con il figlio di Maradona perché aveva interpretato male alcune mie dichiarazioni. Io sono un libertario, ognuno con la propria vita fa quello che vuole, non ho mai attaccato nessuno perché si faceva di questo o si faceva di quest'altro, figuriamoci se posso attaccare Maradona. Ognuno ha gli idoli che vuole, si sceglie gli idoli. Sono contrario in generale alle idolatrie, diciamo, a pensare che una persona possa essere brava in tutti i campi. Maradona è stato un enorme giocatore di calcio, non sono io a dirlo, dico una cosa banale. Nella vita avrà commesso qualche errore come tutti, no? Sicuramente li ha commessi, ma certamente non sono io quello che può criticare, diciamo, lo stile di vita di Maradona. Zero, cioè non mi permetterei mai. Per me Maradona ha segnato i miei 20 anni, quando avevo 20 anni e guardavo il calcio, per cui cioè, un giocatore che vedevo da lontano, ha vinto anche poco rispetto a quello che avrebbe dovuto vincere un giocatore come lui, avrebbe forse voluto vincere, ed è stato anche vittima di una specie di congiura di potenti del calcio per farlo fuori, oltre che di se stesso. Il quarto scudetto del Napoli ha un po' di Lazio, no? Tu sei tifoso della Lazio, quel gol di Pedro che diventa poi anche una canzone che non è più cantata dai tifosi della Lazio, non è più cantata dalla curva nord della Lazio, ma anche dai tifosi del Napoli. Che effetto ti ha fatto? Boh, no. Nessuno, non facevo il tifo né per l'uno né per l'altro. La Lazio faceva i suoi interessi e era in corsa per la Champions League quel giorno lì e dunque va bene così, cioè nel senso è andata così. Cioè, la cosa curiosa è che la Lazio ha praticamente per 2 volte ha impedito all'Inter di vincere uno scudetto, sì. Perché c'è anche il 5 maggio, sì. 5 maggio e l'altro giorno di maggio che ha favorito lo scudetto del Napoli. Senti, prima tu dicevi che non ami molto l'idolatria di vari personaggi, però come ti spieghi che il Largo Maradona sia uno dei posti più visitati in assoluto? No, ma io non amo l'idolatria nel senso che non personalmente, poi è una cosa che accade in giro, ma perché è stata un'idea geniale quella di intitolare una parte di Napoli, un vicolo di Napoli, una piazzetta di Napoli a un giocatore di calcio e in qualche modo farlo diventare luogo di culto, diciamo, no? Con questo murales, eccetera. È stata un'idea geniale. Ovviamente poi all'interno di un'idea geniale magari ci sono delle irregolarità, delle cose che non vanno bene, eccetera, come tutte le cose, abusivismi di vario tipo, diciamo, ma l'idea è stata geniale, dedicare un pezzo di città a Maradona. Cioè, mi stupisco di come la città di Napoli non abbia fatto un museo Maradona, adesso non so se c'era un'idea di farlo. C'è il museo Vignati. Sì, però proprio un museo Maradona, cioè un museo Maradona che possa radunare tutte insieme in uno stesso posto tutte le cose che riguardano Maradona, oggetti e cose di questo tipo. C'è che cosa? C'è il museo Vignati, sì, è vicino alla c'è tutta la roba di Maradona, perché Vignati è il figlio del custode del vecchio San Paolo, quindi aveva tutto gli dico, tutto il museo e quanto altro. Senti, da comunicatore, che idea ti sei fatta le parole di Conte, soprattutto c'è la frase non voglio accompagnare il morto, del tweet poi di De Laurentiis? Qualche volta Conte è anche incomprensibile in alcune sue uscite, no? Cioè non si capisce se sono concordate con la società, se non sono concordate, se è roba sua. Secondo me è roba sua. Dunque sembra come dire, in qualche modo dare, cioè da un certo punto di vista deve sempre tenere l'ambiente, no, surriscaldato, tenere l'ambiente sulla graticola, no? Dunque stressa moltissimo i giocatori. Qualcuno ha parlato di exit strategy, io non credo che sia così, se ne parlava già l'anno scorso, credo che sia un suo modo di comunicare, che è un modo di comunicare, per esempio a me piace molto di più quello di Chivu rispetto a quello di Conte, che è sempre quello di tenere in tensione tutti, sempre quello a protestare con quello, protestare con l'altro, prima il mercato, poi con la società, con l'Inter quando è andato a parlare Marotta dopo Napoli-Inter, e poi adesso con i giocatori.
col fatto che non c'è cuore, che non c'è anima, e i morti. Certo, chiamare una propria squadra col nome di morto non credo che faccia piacere ai giocatori. Poi magari invece al contrario è una scossa formidabile, non lo so, cioè un giocatore che viene classificato come morto non so quanto sia contento, anche perché io credo che i giocatori scendano in campo sempre non come morti, ma non credo che ci sia un giocatore, tranne rari casi in cui si gioca contro qualche cosa, contro l'allenatore, cosa che può succedere, per carità, ma non è questo il caso, che non c'è nessuno che scende in campo senza la volontà di dare il massimo. Senti Peppe, io ho un sogno, cioè quello di vedere una volta De Laurentiis nel tuo studio, visto che vengono tanti, è venuto tanti personaggi politici, però guarda che De Laurentiis non mi ricordo se un anno venne De Laurentiis, tantissimi anni fa, in una zanzara che non esiste più. Sì, più di 10 anni fa venne in studio a Roma. Però magari ricapita, sarei contento anch'io. Senti, quanto perdi come audio adesso che siamo in campagna elettorale, però non ci sarà più De Luca, no? Il governatore del mondo, come lo funzioni tu? Quanto perdi a livello di materiale senza di lui? De Luca non morirà mai da questo punto di vista, spero che non muoia mai, spero che diventi segretario del Partito Democratico, spero che conquisti il Partito Democratico. Sì, certo, adesso il 23 finisce un mito, quello del governatore del mondo, che per 8 anni con le sue dirette, no? da Telelira, dov'era? Cioè, ci ha fatto godere come un pazzo. Spero che non finiscano le imitazioni di Crozza, cioè, spero che non finisca tutto questo mondo di comunicazione meravigliosa, diretta, verace e anche un po' teatrale, anzi soprattutto teatrale, di De Luca. Spero che resti e soprattutto dia l'assalto al Partito Democratico. Peppe, in chiusura, diciamo, tuo messaggio ai napoletani, diciamo che non dico che si può firmare un armistizio perché sembra una parola grossa, però dico, si può mettere una buona parola anche con Parenzo, visto che spesso a Napoli, a Capri, ti fa sempre arrabbiare ogni volta che viene a Capri, a Napoli sono degli sketch meravigliosi. Veramente a parte alcuni siti, alcuni personaggi che sostengono che io abbia un atteggiamento razzista nei confronti di Napoli, ma anche la mia famosa scenetta In quale città, a parte che è un pezzo comico per chi lo vuole interpretare come tale e per chi ride, ma è semplicemente per dire che alcune cose, appunto, in quel caso, che ne so, cioè le targhe polacche o il furto delle bande dei Rolex, non è che lo dico io, hanno un'origine che è quella, dopodiché poi chi se ne frega, cioè non è che Napoli è identificata in quello, e io non identifico Napoli in quelle cose lì. Napoli è fatta di tantissime realtà. No, anche perché poi, in chiusura, non tutti noi siamo così, e poi anche perché se andiamo a vedere, leggevo pochi giorni fa una classifica del Sole 24 Ore, sì, come rapine e furti, Milano e Roma sono prima di Napoli. Ma Milano in questo momento è una città molto più pericolosa di Napoli, diciamo, da quel punto di vista là, dal punto di vista delle rapine e dei furti, diciamo, in appartamento, ma anche delle rapine. Lì sono le rapine denunciate, però, non quelle che non vengono denunciate, dunque bisogna sempre distinguere. Ma comunque, è vero, cioè in questo momento ci sono delle città, dal punto di vista delle rapine e dei furti, molto più, diciamo, tra virgolette, pericolose di Napoli.